Cari telespettatori della Tenna TV, ben ritrovati. Sabato 3 novembre 2018. Sono le 15 passate da qualche minuto e siamo pronti per proporvi le immagini della commemorazione dei caduti italiani e britannici nella battaglia di Vittorio Veneto. Un altro dei grandi appuntamenti con le celebrazioni per il centenario della Grande Guerra, centenario che si sta concludendo in questi giorni. Ecco, questo è uno dei momenti in cui vedremo uniti due popoli, il popolo italiano e il popolo britannico. Ci sarà la celebrazione di una cerimonia, vedete, è stato allestito un vero e proprio altare davanti al monumento del Murer, il monumento ai caduti che trova dimora in Piazza del Popolo a Vittorio Veneto. E ci sarà anche la partecipazione di una rappresentanza della Honorable Artillery Company, una delle unità britanniche che combatterono sul fronte italiano nell'ultimo anno della Grande Guerra e che ha preso parte alla battaglia di Vittorio Veneto. Proprio per questo il nome della nostra città, il nome di Vittorio Veneto, è scritto nella bandiera di guerra del reggimento. È l'unico reggimento inglese a poter vantare una storia che data ai tempi del re Enrico VIII e tra l'altro è l'unico ad avere come comandante il sovrano d'Inghilterra. Vedete in questo momento inquadrate le bandiere che svettano sul municipio di Vittorio Veneto. Ci sono anche i vessilli inglesi, mentre ora la nostra regia ci sta proponendo il picchetto che è già pronto. In questo caso vediamo l'esercito italiano, ma tra poco faranno il loro ingresso in piazza anche gli inglesi e quindi ci prepariamo ad assistere a questa cerimonia, una cerimonia del tutto particolare che sarà officiata da un celebrante inglese e da un celebrante italiano. Quindi io lascio spazio alle immagini direttamente da Vittorio Veneto, così come abbiamo fatto per tante volte in queste settimane. Dalla piazza principale della città vi proponiamo questa nuova cerimonia, questa nuova commemorazione dei caduti, i caduti della Grande Guerra, sia britannici che italiani.
Six, back. Still. Seven, back. Still. A nine, forwards. A nine, forwards. Still. Number 10, forwards. Still. Stand still! The front rank! First man, back. Still. Follow it on. Stand still! The rear rank! Eyes! Back! Easy! Buongiorno. E a nome della Honorable Artillery Company, della compagnia di uomini di picche moschettieri, vi do il benvenuto. Benvenuti tutti, le autorità civili, militari e religiosi italiani e tutti voi che ci onorate con la vostra presenza. Ma un benvenuto particolare al sindaco di Vittorio Veneto, Roberto Tonon, al generale di divisione Carlo Lamanna e al consigliere regionale Sonia Descaccin. Qui presente c'è anche il nostro colonnello del reggimento, il colonnello Alistair Kai e l'ambasciatrice Jo Morris. Già presenti sono la musica d'ordinanza della Brigata Alpina Uglia e il picchetto d'onore del 7° Reggimento Trasmissione e anche la rappresentanza dell'Associazione Le Arme, la consulta delle associazioni combattentistiche d'arma di Vittorio Veneto, oggi qui rappresentata, onora con la sua presenza i caduti italiani e britannici nella battaglia di Vittorio Veneto, avvenuta durante la Grande Guerra. La Honorable Artillery Company è il reggimento più antico dell'Inghilterra, creato da mandato di Enrico VIII e per mandato reale. Il nostro capitano generale è il sovrano d'Inghilterra, mentre i picchetti moschettieri sono un'unità cerimoniale del nostro reggimento, anch'essi governato da un mandato reale di Sua Maestà la Regina, ed è incaricato di fornire una scorta cerimoniale al Lord Sindaco della città di Londra. Oggi sfilano in soft kit, identico a quelli indossati dal reggimento nel 1640, ovviamente senza armi e armature. Tra poco entrano in piazza il colonnello reale del reggimento, il principe Michael de Kent, cugino della regina, suo assistente personale, il colonnello Longbottom, e con loro il generale Sir Richard Barons, rappresentante della regina, per fare la deposizione di corona con il sindaco di Vittorio Veneto, Roberto Tonon, al momento dei caduti. 100 anni fa una battaglione di soldati britannici della Honorable Artillery Company hanno preso parte alla battaglia di Vittorio Veneto ed è proprio per questo che il nome di questa bellissima città è iscritta nella bandiera di guerra del mio reggimento, la bandiera che vedete lì. Ora commemoriamo il centenario della guerra e ricordiamo i caduti italiani e inglesi nella battaglia di Vittorio Veneto. Nostro prete, padre maggiore, Basile Speaks, e Don Gianni Meliot, cappellano del reggimento Lagunari Serenissima, celebrano una messa alla presenza con il nostro picchetto della Honorable Artillery Company e quello dei veterani.
Ghetto, attenti! Onori a Sua Altezza Reale il Principe Michael di Kent. Ghetto, young, up! Ghetto, default! Ghetto, attenti! Presentato! Onore ai caduti! Ghetto, young, Ghetto, default! I am the resurrection and the life, saith the Lord. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whoever liveth and believeth in me shall never die. Io sono la risurrezione e la vita.
Chi crede in me, anche se è morto, vivrà, e chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Let us pray. We have come together to glorify God, to pay homage to those who served in the ranks of the Honourable Artillery Company during the Great War, particularly those who fought in the Italian campaign side by side with our Italian allies. To remember with thanksgiving those who died in the service of the Crown and of our nation. To commend them all to the everlasting love of God, and to ask for God's help and blessing, that we may be worthy of their sacrifice and inheritance. We sing our opening hymn for all the saints who from their labours rest. For all the saints who from their labours rest, who thee by faith before the world confessed, thy name, O Jesus, be forever blessed. Alleluia, alleluia. Thou wast their rock, their fortress and their might, thou, Lord, their captain in the well-fought fight. Thou in their darkness did their one true light. Alleluia, alleluia. Oh, may their soldiers, faithful, true, and bold, fight as the saints who nobly fought of old, and win with them the victor's crown of gold. Alleluia, alleluia. Oh, blessed communion, fellowship divine, we feebly struggle, they in glory shine, yet all are one in thee, forever thine. Alleluia, alleluia. And when the strife is fierce, the warfare long, steals on thy ear the distant triumph song, and hearts are brave again, and arms are strong. Alleluia, alleluia. Let us pray. Lord, have mercy. Lord, have mercy upon us. Heavenly Father, we remember before you all those who have served in the company and as a consequence of their service have suffered in mind, body, or soul. Grant that they may never be forgotten and that they may live brave, cheerful, and useful lives amid grateful regard and deserved honor. Give them, O Lord, your peace and the abiding sense of your sustaining power, and enable us each one to do our part for their comfort and help. Through Jesus Christ our Lord. Amen. O Dio della verità e della giustizia, noi affidiamo a te tutti gli uomini e le donne che sono caduti nel servizio alla nazione. Mentre onoriamo il loro coraggio e nutriamo la loro memoria, poniamo la nostra fede in te, che sei la sorgente della vita e della speranza.
per tutti i secoli dei secoli. Amen. God of our fathers, we offer you our praise for all your myriad mercies to our land and to kindred nations in allegiance to our sovereign, for the devotion of rulers and lordgivers, for deliverance from strife and foreign foes. Grant us, we beseech you, to treasure our inheritance, and let your blessing rest still upon this kingdom, that turning to you with all our heart, and ever seeking your kingdom and righteousness, we may in your strength conquer every adverse power, and be made fit instruments of your purpose. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Padre misericordioso, concedi che coloro i quali hanno sacrificato la loro vita al servizio degli altri trovino la loro ricompensa celeste. Fa che non ci dimentichiamo mai di tutti quelli che sono morti nel servizio della nazione, possano riposare in pace e risorgere nella gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. And let us pray as our Saviour taught us. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive them that trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. And now we sing our next hymn, O God, our help in ages past. O God, our help in ages past, our hope for years to come, our shelter from the stormy blast, and our eternal home. Under the shadow of thy throne, still may we dwell secure. Sufficient is thine arm alone, and our defense is sure. Before the hills in order stood, or earth received her frame. From everlasting thou art God, to endless years the same. 1,000 ages in thy sight are like an evening gone, short as the watch that ends the night before the rising sun. Time like an ever-rolling stream bears all who breathe away. They fly forgotten as a dream dies, as dreamed at the opening day. O God, our help in ages past, our hope for years to come. Be thou our guide while life shall last, and our eternal home. As the Father hath loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. If ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments and abide in his love. These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full.
This is my commandment, that ye love one another as I have loved you. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. You are my friends, if ye do whatsoever I command you. Henceforth I call you not servants, for the servant knoweth not what his Lord doeth. But I have called you friends, for all things that I have heard of my Father I have made known to you. Ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain. But whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he shall give it you. These things I command you, that ye love one another. The honour, Vittorio Veneto, is emblazoned on the colours of our regiment in their rightful place behind the altar here today. We hold this battle honour with pride, marking as it does our contribution to the great victory of Italian, British, French and American arms that ultimately drove the Austro-Hungarian Empire out of the war. Ours was a small but vital part at the beginning of the battle. Between the night of the 23rd of October and the morning of the 26th of October 1918, the 2nd Battalion of the Honourable Artillery Company, alongside the Royal Welsh Fusiliers and our Italian allies, secured the island of Papadopoli as the launch point for the main offensive against Austro-Hungarian forces on the north bank of the Piave River. It was a feat of arms that we should be proud of. First, there was a night assault across a river in full spate in the face of artillery and machine gun fire against an entrenched enemy. Then the battalion, the river still rising behind, held its ground for 2 days before, reinforced, it was able to fight through marsh, reeds and hillocks to take the rest of the island and fight off a determined counterattack. It was instantly recognized as a fine achievement. There were 15 immediate awards and 33 subsequent awards, and the higher command of the Italian army struck a medal depicting the boats rowed by the Pontieri in commemoration of the capture of the Grave di Papadopoli by the Honourable Artillery Company. We are the only foreign battalion to receive a commemorative medal from the Italian Army. The battalion was also selected by the British War Office to be one of the 7 recipients, alongside the Royal Welsh Fusiliers, of a bronze medal presented by the King of Italy to the British Army in Italy. And so today we are here to commemorate and to honour a feat of arms and the courage, fortitude and necessary sacrifice of the soldiers of our regiment and of the soldiers of the Allied armies who fought here with us in 1918. We should bear in mind that few in the ranks of the Honourable Artillery Company were professional soldiers. They had been bank clerks, shipping clerks, surveyors, journalists, and many other trades before being called to arms for the duration of the war. But here, at the Battle of Vittorio Veneto, in the marsh, the mist, and the mud of Papadopoli, they were indistinguishable from the Royal Welsh, a regular battalion of career soldiers who fought side by side. This is a tradition of military excellence that you, the active soldiers and the veterans of the Honourable Artillery Company, have inherited. It is a tradition that you cherish and preserve, as did all those who were in the regiment before you. I urge you
to reflect on this inheritance and to dwell on this responsibility. Arma Parcis Fulcro. Ora traduco le parole del colonnello comandante General Sir Richard Barnes. Quelle spalle sulla bandiera di guerra del nostro reggimento è blasonato l'onore Vittorio Veneto. Siamo fieri di aver avuto questo onore che mette in mostra il nostro contributo alla grande vittoria degli italiani, britannici, francesi ed americani in armi che alla fine sono riusciti a sconfiggere l'impero austro-ungarico. Noi abbiamo giocato una parte piccola ma vitale all'inizio della battaglia. Tra la notte del 23 ottobre ed il mattino del 26 ottobre 1918, il secondo battaglione, insieme al Royal Welsh Fusiliers ed i nostri alleati italiani, ha catturato l'isola di Papadopoli, che è diventata il trampolino di lancio per l'offensiva principale contro le forze armate austro-ungariche sulla sponda sinistra del Piave. È stato un fatto d'armi del quale dovremmo essere fieri. Cominciò con un assalto notturno attraverso un fiume in piena e dispetto del fuoco dell'artiglieria e delle mitragliatrici contro un nemico trincerato. Successivamente il battaglione, con dietro il fiume che continuava ad innalzarsi, ha tenuto duro per 2 giorni prima che, ricevuto rinforzi, non sia stato capace di combattere attraverso l'acquatrino, le canne, le collinette, per impossessarsi del resto dell'isola e respingere una risoluta controffensiva. È stato subito riconosciuto come un'eccellente impresa. Ci furono 15 riconoscimenti immediati e 33 riconoscimenti successivi e l'Alto Comando dell'Esercito italiano ha coniato una medaglia che rappresenta le chiatte rimate dei pontieri in commemorazione della cattura del Grave di Papadopoli dall'Honorable Artillery Company. L'unico battaglione straniero che ha ricevuto una medaglia commemorativa dell'Esercito italiano. Inoltre il battaglione è stato anche scelto dal Ministero della Guerra ad essere uno dei 7 riceventi, insieme al Royal Welsh Fusiliers, di una medaglia di bronzo presentata dal Re d'Italia all'esercito britannico in Italia. Noi siamo quindi qui oggi per commemorare e rendere onore ad un fatto d'arme ed il coraggio, la forza d'anima e, dove necessario, il sacrificio dei soldati del nostro reggimento e dei soldati delle armate alleate che hanno combattuto qui nel 1918. Dovremmo tenere a mente che pochi dei nostri soldati erano soldati di professione. Erano invece stati bancari, impiegati, geometri, giornalisti, tanti altri mestieri, prima di ricevere la chiamata al servizio militare per tutto il periodo bellico. Però qui, nella battaglia di Vittorio Veneto, nell'Acquitrino, la Foschia e del fango di Papadopoli, erano indistinguibili dal Royal Welsh, un battaglione di soldati professionisti che ha combattuto al loro fianco. Questa è la tradizione di eccellenza che voi, i soldati di servizio attivo ed i veterani dell'Honorable Artillery Company, avete ereditato. È una tradizione che voi avete cara e proteggete, come fecero quelli che erano nel reggimento prima di voi. Vi incito a riflettere su questa eredità e di fissarvi su questa responsabilità. Arma Parcis Fulcro. We now stand to sing our next hymn, Abide With Me, Fast Falls the Eventide. Abide with me, fast falls the eventide.
The darkness deepens, Lord, with me abide. When other helpers fail and comforts flee, help of the helpless, oh, abide with me. I need thy presence every passing hour. What but thy grace can foil the tempter's power? Who like thyself my guide and stay can be? Through cloud and sunshine, Lord, abide with me. I fear no foe, with thee at hand to bless. Ills have no weight, and 'tis no bitterness. Where is death's dark sting? Where grave thy victory? I triumph still if thou abide with me. Hold thou thy cross before my closing eyes. Shine through the gloom and point me to the skies. Heaven's morning breaks and earth's vain shadows flee. In life, in death, O Lord, abide with me. Ghetto attack! They shall grow not old, as we that are left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn. But the going down of the sun, and in the morning, we will remember them. We will remember them.
When you go home, tell them of us and say, for your tomorrow, we gave our today. Quieto, vivos! We pray together the regimental collect. Almighty God, whom to serve is perfect freedom, by whose providence the Honourable Artillery Company has proudly fulfilled its citizenship in the ancient capital of our land, grant that, armed with the shield of faith and the sword of the Spirit, we may serve thee in freedom and peace, as citizens of that other realm, of which our Saviour Christ is Lord of Lords and King of Kings. Amen. May God grant to the living grace, to the departed rest, to the church and the world peace and concord, and to us sinners eternal life. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you always. Amen. Che Dio conceda ai vivi grazia, ai defunti riposo, alla Chiesa e al mondo pace e concordia, e a noi peccatori la vita eterna. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo sia con voi e rimanga sempre. Amen. Quieto, attenti! Ora cantiamo l'inno nazionale inglese e quello italiano. Presentate!
Grazie per la vostra cortese attenzione. È finita la cerimonia. E si è conclusa in questo istante la cerimonia che ha voluto ricordare in questo 3 novembre i caduti britannici e i caduti italiani. Abbiamo visto una cerimonia del tutto particolare, c'era lo schieramento italiano e lo schieramento inglese nella stessa piazza. Abbiamo sentito proclamare appunto i discorsi in inglese, poi sono stati tradotti in italiano. È stata una cerimonia molto suggestiva, molto particolare, un ulteriore suggello a quelle che sono state le cerimonie che ci hanno abituato in queste settimane, in questi mesi, e che stanno facendo grande anche Vittorio Veneto in questo ricordo della fine della Grande Guerra, del centenario della Grande Guerra. Il nostro collegamento da Vittorio Veneto, da Piazza del Popolo, si conclude qui. Un grazie alla squadra tecnica che ancora una volta ha reso possibile che queste immagini arrivassero nelle vostre case, quindi il mio grazie va a Francesca Stori e a Matteo Ruzza, che in questo caso appunto vi hanno portato le immagini di questa celebrazione. A tutti voi un buon proseguimento con la nostra programmazione.